Buonasera a tutti cari compaesani presenti, vi invio un caro saluto dall'estero. Io mi trovo a Parigi per partecipare ad un convegno europeo sulle carceri e quindi sono impossibilitato a essere là con voi. Come sapete, il Comitato Popolare Santo Mazzeo mi ha chiesto di fare un'analisi del contratto che la società Siemens Gamesa ha proposto ai proprietari dei terreni nell'ambito del progetto presentato al Ministero dell'Ambiente allo scopo, ai fini dell'impianto di questo parco eolico. Questo mio breve comunicato, pertanto, verterà sugli aspetti tecnico-giuridici di questo contratto. Magari gli altri relatori presenti sapranno analizzare gli altri aspetti di tutta questa vicenda. Dunque, il contratto che la Siemens Gamesa ha proposto ai proprietari appartiene formalmente a quella categoria che tecnicamente in ambito giuridico viene definita dei contratti a prestazioni corrispettive. Questo vuol dire in parole povere che tu dai un bene a me e io ne do uno a te. Quindi le prestazioni che sono dovute dalle parti sono tra loro interconnesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra. Questa connessione di prestazioni reciproche garantisce l'equilibrio del contratto. Formalmente, in questo caso, i proprietari conferiscono il terreno alla società Siemens e questa paga ai proprietari un canone. In realtà, in questo contratto l'equilibrio tra le prestazioni dovute dalle parti è solo apparente, perché è caratterizzato dalla notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e invece le obbligazioni che sono a carico della società. E in questo caso nella dottrina giuridica non si parla più di contratti a prestazioni corrispettive, ma piuttosto di contratti per adesione o contratti standard. Il contratto per adesione è quel tipo di contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso normalmente attraverso la sottoscrizione di un modulo o di un formulario che è già predisposto dalla parte contraente forte, in questo caso la società. Infatti nei contratti per adesione normalmente non sussiste nessuna trattativa. Nel caso in esame questo contratto apparentemente, come dicevo, e formalmente si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, in realtà si tratta di un contratto per adesione, appunto, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole da parte della Siemens. Clausole di questo contratto che sono predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente forte. Ora ci vorrebbe molto tempo per analizzare il contratto in tutti questi aspetti e quindi per non abusare del vostro tempo traccerò solo alcuni punti che mi sembrano i più problematici, più importanti. Sono numerosi gli esempi di questa sproporzione delle posizioni delle parti nel contratto in esame. Ora, un primo punto importante secondo me da prendere in considerazione sia quello relativo alla disponibilità del terreno da parte del proprietario che sottoscrive questo contratto. Fin dalle premesse, alle lettere C e D, dove viene definito cosa si intende per impianto eolico, viene stabilito a carico del contraente debole un aggravio notevole. Quando si parla infatti di fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio, eccetera, in primis non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata. Ciò che ne consegue è che l'intera particella, totusa tanca per dirla in sardo, può costituire oggetto di lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore e del proprietario. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della tanca per il pascolo o per la coltivazione, sappia che questo gli potrebbe essere vietato dalla società. In buona sostanza, il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato preventivamente della quantità di spazio che verrà utilizzato dalla società. Ancora alla lettera D delle promesse, per esempio, è scritto che il proprietario pastore dichiara che la società gli avrebbe fornito tutte le necessarie informazioni sulla consistenza e le modalità di funzionamento dell'impianto eolico. In realtà così non è. Come abbiamo visto poc'anzi, non quantificando la grandezza degli elementi menzionati sopra, non si è in grado di sapere quali porzioni della tanca verranno utilizzate.
Si pensi solo a titolo di esempio alle strade di accesso, non si parla di dimensioni, non si parla di grandezza, e questo vuol dire che la società sulla base di questo contratto può far tracciare nuove strade di qualunque dimensione in qualunque parte della tanca. Un altro punto importante, secondo me, riguarda la tipologia dei diritti che il proprietario concede alla società sottoscrivendo questo contratto. Alle lettere I e J delle premesse, il proprietario si impegna a concedere alla società il diritto di superficie e il diritto di servitù sul terreno oggetto del contratto, che poi vengono richiamati in un'altra parte come obbligo del contraente negli articoli 2.1 e 2.2. Ora, i diritti di superficie e di servitù appartengono alla cosiddetta categoria dei diritti reali. Che cosa significa diritti reali? Sono diritti soggettivi che attribuiscono al titolare, quindi alla società, un potere immediato e assoluto sulla cosa. In sostanza, i diritti reali costituiscono un notevole aggravio alla disponibilità e al godimento da parte del proprietario dei propri beni. Nello stesso articolo 2.1, all'ultima parte, è scritto che la società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo. Qui sostanzialmente si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della tanca, non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Questa dicitura, questa espressione sul terreno a valle, significa che la società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio. Insomma, in buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, sappia il proprietario che sta concedendo l'intera tanca e non solo una piccola porzione di essa. Mentre il diritto di servitù, la servitù nel lessico giuridico consiste in un peso, una limitazione imposti a un fondo per l'utilità di un altro fondo. Nel caso in esame, in questo contratto all'articolo 2.2 sono previste le concessioni di diverse servitù. Servitù di cavidotto, di sorvolo, di accesso, di passaggio pedonale e carrabile che saranno necessarie per la realizzazione dell'impianto eolico. La servitù di cavidotto e di sorvolo è costituita dal potere della società, come viene specificato in questo articolo 2.2, di realizzare condotte elettriche interrate, condotte aeree, consistenti quindi a mero titolo di esempio sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo che sono tesi a costruire le linee delle condotte. E ancora la società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapiene e scarpate. Insomma, se ne ricava che la società potrebbe sconvolgere totalmente dal punto di vista orografico la tanca interessata. All'articolo 2.3 è previsto che la servitù è esercitata sul terreno e sull'intera porzione di esso. All'articolo 2.4 la società può spostare il tracciato stradale dell'elettrodotto o del cavidotto da una parte all'altra della tanca, senza che il pastore in questo caso possa opporre qualunque tipo di obiezione. E questa è l'ennesima prova che l'intera tanca può essere sconvolta dai lavori o dall'utilizzo che la società voglia farne. Altro punto fondamentale è quello che riguarda gli espropri dei terreni. Il contratto prevede delle procedure espropriative che potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle tanche adiacenti e confinanti a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti interrati o aerei. La vicenda in questo caso si fa complicata perché nei nostri ambienti potrebbe essere foriera di conflitti tra proprietari dei terreni confinanti, con ricadute sociali poco simpatiche, poco edificanti. Per fare un piccolo esempio, solo un piccolo esempio, mettiamo che la pala eolica venga impiantata nel terreno di Mario Rossi, ma viene espropriato anche parte del terreno di Carlo Bianchi, proprietario confinante, per farci passare il cavodotto. Mario Rossi per la pala avrebbe in pagamento un canone, seppur misero, mentre Carlo Bianchi avrebbe la sua tanca sottoposta ad esproprio a vincolo di servitù senza averne alcun vantaggio. È ovvio che in questo caso potrebbe nascere tra Mario Rossi e Carlo Bianchi un conflitto di non poco conto, in una società piccola come la nostra, dividendo di fatto la comunità. Un altro punto importante è anche quello che inerisce alle vicende in base alle quali la società può rifiutarsi di pagare i canoni previsti in contratto. All'articolo 3.7 è contemplato che se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati,
Le somme previste in pagamento ai proprietari potranno non essere pagate. A mero titolo d'esempio, andatevelo a leggere questo articolo, se per caso cadesse un fulmine nelle adiacenze della pala, o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste. E perfino in casi di elementi totalmente sganciati dall'attività delle parti contraenti, come per esempio in caso di scioperi, di conflitti sindacali, di società terze fornitrici della società contraente, le somme non verranno pagate. Insomma, se nelle società che fornisce attrezzature alla Siemens, per esempio, avviene uno sciopero, un conflitto sindacale, mettiamo in qualunque angolo d'Europa, in Irlanda, in Germania, chissà dove, la società può non pagare le somme previste. Insomma, l'ipotesi tipo che potrebbe verificarsi è che la società potrebbe non pagare le somme previste dal contratto perché la società XY con sede in Germania non ha fornito alla Siemens Gamesa l'occorrente per far funzionare le pale eoliche. Tale rischio ricadrebbe tutto sul proprietario e sul pastore, che si vedrebbe costretto a intentare una lite in tribunale e fare causa alla Siemens Gamesa denunciando la vessatorietà di questo contratto. Un altro punto ancora è quello che stabilisce vincoli alla costruzione di manufatti nella tanca. Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse clausole vessatorie. Le lettere A, B e C degli obblighi del proprietario contengono tutta una serie di attività che questo potrebbe essere chiamato a compiere senza che sia contemplata dalla società nessuna controprestazione. A mero titolo di esempio, se vi leggete la ultima parte della lettera C, è previsto che il proprietario non potrà costruire nuove opere manufatte sul terreno, tanto per capirci, se gli dovesse servire una sala mungitrice, un capannone per ricovero degli animali o anche un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito senza il consenso della società. La lettera E, invece, contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del proprietario. Il terreno, per esempio, non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione. Per comprendere appieno, se per esempio il proprietario dovesse contrarre un mutuo con una banca, non potrebbe offrire in garanzia il terreno in esame. O se per esempio gli arrivasse una cartella esattoriale da Equitalia con relativo pignoramento immobiliare del terreno, il proprietario sarebbe obbligato a estinguere subito il suo debito, anche se per assurdo non fosse dovuto, perché è impegnato con la società a non apporre vincoli di nessun tipo al terreno o a estinguerli nel caso venissero apposti, per esempio da un terzo creditore, da Equitalia o da chiunque. Un altro punto del contratto molto importante è l'articolo 12.2, che contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata. In caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti con questo contratto, l'inadempimento sarebbe innanzitutto per espressa previsione contrattuale considerato grave inadempimento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno. Costo, onere, spese, perdite che dovessero derivare direttamente o indirettamente alla società. Insomma, alla fine chi pagherebbe anche per un semplice inadempimento sarebbe sempre e comunque il solito proprietario. Insomma, da questa breve disamina del contratto proposto alla società viene fuori un rapporto negoziale che è totalmente squilibrato nelle prestazioni delle parti. In buona sostanza sono previste decine e decine di obbligazioni a carico dei proprietari delle tanche interessate, mentre per la società sono previsti solo ed esclusivamente dei vantaggi. Non è che non veda come una convenzione contrattuale di questa tipologia non andrebbe assolutamente sottoscritta. Vi ringrazio per avermi ascoltato.